Udine è la città con la miglior qualità della vita. Sindaco, una sorpresa? Beh, per certi versi sì, ma lusinghiero. Auguro a tutti i sindaci d'Italia di svegliarsi la mattina e trovarsi al top del paese. È ovvio che siamo lusingati, però bisogna dire la verità, 2016, 2021 e 2022 la città era già in buone posizioni, questa volta però siamo stati premiati un po' dalla fortuna, ma anche da un lavoro intenso che stiamo facendo. Alberto Felice De Toni, oggi è una giornata particolarmente felice e anche Udine è una città felice a quanto pare. Il claim ha portato fortuna. Sì, il claim Udine città felice ovviamente era l'auspicio, però questo risultato diciamo, La prima è volta quasi la in profezia che è 34 stata anni, vera. un balzo in avanti Sì. significativo in classifica. Sì, non è soltanto la classifica della città, è anche dell'intera provincia e quindi, come abbiamo detto, nel Friuli dopo una città un territorio, Udine è la capitale del Friuli e quindi oggi questo riconoscimento non va solo a Udine ma all'intero Friuli. In particolare alle donne in Friuli. Sì, le donne in Friuli, cioè siamo primi sul tema delle donne in tutta Italia. Posso dire che la nostra giunta è stata la prima in questa città che ha nominato 5 assessori maschi, 5 assessori femmine, il sindaco maschio e il presidente del consiglio femmina, poi aggiungiamo che il segretario generale e il vice sono entrambe donne, quindi oggi le donne a Udine non sono solo rappresentate ma addirittura a livello dirigenziale e governo. Merito anche della precedente amministrazione, in parte. Secondo me sì, noi ovviamente abbiamo continuato, ci abbiamo messo ovviamente anche del nostro, ad esempio il primo posto sul welfare è dovuto anche al fatto che abbiamo in questi 8 mesi di governo Anche il recente bilancio ha delle imposte importanti proprio sul fronte sì, del welfare. certo, abbiamo immaginato di rendere addirittura esenti dall'IRPEF il 36% degli udinesi, le famiglie più povere, e quindi stiamo cercando di fare delle manovre volte a contrastare la povertà. Ottime posizioni anche sul fronte dello sport, abbiamo tante palestre, è un altro settore su cui state lavorando. Siamo arrivati primi anche lì, devo dire la verità che questo nasce dall'onda lunga della ricostruzione post-terremoto che ha generato in tutto il Friuli molte palestre, molti impianti sportivi, molte piscine, e su questo comunque noi stiamo lavorando molto, credo che su questo non potremo che continuare. Si è appena concluso Teleton, tra l'altro con una partecipazione da record, anche quello è un evidente segnale che. Sì, anche questo è un grande vanto della città, poter appunto contribuire alla solidarietà sociale.